Allora, Alessio Morosini, lei rispetto, diciamo, partiamo dall'economia, partiamo da questa, diciamo, da una regione che era il Giappone d'Italia, che adesso insomma è messo piuttosto male, ma non bisogna perdere la speranza, no? Ma la speranza sicuramente no, io credo che però bisogna muoversi secondo un'ottica estremamente razionale, quindi l'ottimismo della volontà, però bisogna essere anche molto razionali. E io onestamente, ascoltando gli interventi di due esponenti del governo, quello regionale e quello italiano, mi par di aver sentito un qualcosa che è molto soporifero e in parte anche lontano dalla realtà che vedo io quotidianamente. Con il mestiere che faccio, frequentando tribunali, avendo persone che hanno problemi di varia natura, guardando i numeri della realtà che poi leggiamo anche tutti i giorni sui quotidiani, la situazione è molto più grave. Ci sono delle nicchie di impresa che per varie ragioni si salvano, addirittura migliorano la loro sorte, ma sono delle nicchie, sono delle realtà marginali. Il quadro generale è un quadro negativo, è un quadro che non proietta nei prossimi mesi una realtà migliore del 2014. L'Italia non è in grado di produrre un cambiamento, tant'è vero che vedremo a marzo o a aprile è già stata annunciata una verifica severa da parte della Troika su quelle che sono le azioni che ha messo in essere il governo Renzi. Gli 80 euro, io chiederei per pudore non citiamoli più, non ho visto le conseguenze di questo risultato straordinario. Se nel mentre sono stati dati gli 80 euro abbiamo avuto la tassazione sulla casa che è diventata impudica, proprio ormai una cosa vergognosa, soprattutto qui in Veneto dove la gente si è fatta la casa, bisogna ricordarselo, rinunciando alle ferie, rinunciando a mangiare, facendo sacrifici enormi. Due sono le ragioni, direttore, è inutile girarci intorno, che non sono ancora state risolte, due gravissime, sulle quali non ho visto un'azione né del governo centrale né di quello regionale. Primo, la tassazione. Siamo a un livello di tassazione che è insopportabile. Le aziende, andiamo nelle zone industriali, andiamo a vedere. Io faccio l'esempio ultimamente di Cerea perché mi ha colpito in modo particolare. 7 aziende su 10 hanno chiuso, neanche in tempo di guerra vi si è creata una situazione del genere. E qui mi si dice che vanno bene le cose. Ieri sera avevamo un incontro con un gruppo importante di imprenditori del settore alberghiero e erano tutti a chiedere di fare presto con l'idea dell'indipendenza, non ci credono più, e che è un settore privilegiato. Il Veneto è la prima regione in Italia, è il doppio del Lazio e ha dei numeri straordinari, però anche quel settore si sta preoccupando. Teniamo conto che il Veneto è passato da 192.000 disoccupati, fra pochi mesi ne ha 250.000 e non c'è nessuna rete di protezione sociale perché sono finite le casse integrazioni. Queste cose non le diciamo? Vuol dire 250.000 famiglie? Una cosa mai accaduta, bisogna andare indietro di 30 anni, quando allora almeno c'era una realtà sociale, economica, che aveva dei sistemi di protezione, no? C'era l'orto, c'era il pollaio, siamo arrivati a questo punto. Chi vive in appartamento non ha più l'orto e il pollaio di 30 anni fa, del nonno, della zia e del vicino di casa, cioè voglio dire. Quindi è una situazione estremamente grave, gravissima, e non vorrei che, siccome siamo in prospettiva di una scadenza elettorale che non è poco importante, quella del rinnovo, di quello che io vorrei che molti vogliono, sia il Parlamento Veneto, il Consiglio regionale, che si dicesse sia a chi governa a Roma sia a chi governa a Venezia, beh insomma dai, guarda che abbiamo fatto qualcosa, le cose non vanno male, ma io credo che questo non sia un modo serio di affrontare la realtà drammatica, gravissima che abbiamo di fronte.